Eccoci, buongiorno, buongiorno, benvenuti alla puntata di Magazine, la prima puntata di settembre di Magazine, il magazzino di idee della maratona di lettura Il Veneto Legge, che, come sempre ricordiamo, è una manifestazione della regione del Veneto, organizzata in collaborazione con l'Associazione Italiana Biblioteche, sezione del Veneto, e con l'ufficio scolastico regionale, con il sostegno degli editori veneti, l'associazione editori veneti, l'AIE, ADEI e le due sigle delle librerie, nonché i lettori di Leggere per Leggere, e invito Oreste ad entrare a salutare. Buongiorno. Buongiorno Livio, buongiorno a tutti quelli che ci seguono in diretta e quelli che ci seguiranno poi con la versione podcast registrata. Allora, Oreste, settembre riprendono le scuole, settembre riprendono le attività dopo la ferie estiva, e anche per la maratona di lettura è un settembre scoppiettante, Molto, decisamente scoppiettante. certo, pieno di eventi. Allora, se vuoi fare una carrellata, Livio, io chiedo alla regia poi magari di mandare qualche locandina. Prego. Perfetto. Allora, tra le iniziative, sabato 20 settembre saremo al Museo Etnografico delle Dolomite di Cesio Maggiore con un incontro dal titolo L'incredibile storia della neve, che sarà accompagnato da un laboratorio sulla scrittura autobiografica in relazione alla neve, e poi un incontro con l'autore Alberto Grandi, che dialoga con Sara Lucchetta a partire dall'incredibile storia della neve e della sua scomparsa. Quindi state con le antenne rizzate e se volete ci venite a trovare a Cesio Maggiore al Museo Etnografico delle Dolomiti. Venerdì 26 settembre invece ci spostiamo dalle montagne, andiamo a Verona con un incontro dal titolo suggestivo Prima la musica o le parole. Sarà un incontro che vedrà Enrico De Angelis, che è un giornalista musicale molto famoso, che insieme a Oreste Sabadin e a Valentina Berengo ci introdurranno a questo annoso problema: prima l'uovo o la gallina, o prima la musica o le parole. Naturalmente questo sta all'interno del filone della maratona dedicato a Salieri. Poi sabato 27 settembre ci spostiamo da Verona a Montebelluna, dove prendendo spunto da la bibliografia su Casanova, parleremo di raccontare di sé, quindi spunti e riflessioni sull'autobiografia. Ci sarà un incontro con Valentina Durante e Roberto Ferrucci, due autori intervistati da Federica Augusta Rossi, e come per Cesio Maggiore, nel primo pomeriggio ci sarà la possibilità di fare un laboratorio di scrittura autobiografica con Bruna Graziani della scuola di scrittura Il Portolano di Treviso. Ci avviciniamo alla data della maratona, che sarà il 3 ottobre, ma il 30 settembre ci incontriamo tutti a Jesolo, dove organizziamo questo incontro con la Biblioteca Comunale di Jesolo, tante città che leggono, una regione che legge. Sarà l'occasione per chiamare a raccolta le tantissime città venete che hanno ottenuto la qualifica città che legge, per capire se questo
questo contenitore, questo progetto sia in qualche maniera funzionale alla promozione della lettura e alle politiche per la lettura nei territori. Quindi chiamiamo a raccolta sia le biblioteche, gli amministratori delle città che hanno ottenuto la qualifica, ma chiamiamo tutti i bibliotecari e gli amministratori del Veneto a parlare con noi di politiche per la lettura. Quindi appuntamento a Jesolo il 30 di settembre. E poi venerdì 3 ottobre, giorno della maratona. Quest'anno una delle novità della maratona è l'istituzione della città della maratona, e quindi il 3 ottobre a Rovigo, che è la prima città della maratona di lettura, ci sarà un concentrato di iniziative il mattino per le scuole, un walking reading party nel pomeriggio, con letture dedicate a Gian Antonio Cibotto, che è un altro dei temi della bibliografia di quest'anno, e poi ci sarà un incontro con Emanuela Canepa, in cui noi invitiamo i gruppi di lettura del Veneto, invitiamo i gruppi magari questo mese a leggere il libro L'animale femmina, per poi ritrovarci a conversare con l'autrice e poi ad ascoltare anche un reading di Margherita Stevanato tratto da L'animale femmina. Ecco, questo è il ricco programma di settembre, ma non ci sono solo questo, non c'è solo questo, perché abbiamo organizzato una serie di walking reading party. Oreste? Sì, allora i walking reading party sono delle occasioni così che offriamo agli utenti e non solo delle biblioteche, sono tutti organizzati in collaborazione con le biblioteche di 7 province, delle 7 province, quindi ce n'è una per ogni provincia. Uno è stato già fatto sabato 5 luglio a Ponte di Piave con la passeggiata a Parisi, è un'occasione così per fare una passeggiata sia letteraria, pensando ai libri, ai contenuti così collegati ad alcuni autori o luoghi particolari, ma anche per scoprire o riscoprire o rivivere insieme alcuni luoghi particolari di questi paesi, no? Ci saranno dei momenti in cui si passeggia, naturalmente, si legge tutti insieme in silenzio, questa pratica che sta prendendo piede ultimamente, e poi anche occasioni per ascoltare qualche lettura ad alta voce e qualche momento conviviale. E quindi allora andiamo a vedere quali saranno, vedete qui. Queste sono il programma generale. Il primo l'abbiamo già fatto, no, questo non è. Scusate, in regia, grazie. Ecco qua. 6 settembre, sabato prossimo, ritrovo Amalga Canidi, Amel o Canidi, per luoghi reading party tra le Prealpi, e questo collaborazione con Trichiana Paese del Libro. Vedete, anche per avere informazioni rivolgersi alla biblioteca alle ore 17. Mi raccomando, per tutte queste passeggiate munirsi di scarpe adeguate, abbigliamento adeguato, un qualcosa per sedersi comodi, un plaid, un telo, un cuscino per questi momenti di lettura condivisa, e naturalmente un libro personale da leggere, no? Allora, se posso aggiungere di portare anche uno spray antizanzare, no, all'aperto, quindi munirsi anche di questi piccoli accorgimenti che poi possono rendere la passeggiata e la lettura più confortevoli. Certo, tutte queste cose, che un po' d'acqua, insomma, cose che sapete che quando si esce c'è bisogno. Vi faccio vedere adesso un piccolo trailer
della passeggiata che c'era in contemporanea a Cavallino, cioè andiamo dalle Prealpi alla laguna, e così dopo ne parliamo. La passeggiata letteraria a Cavallino partirà dal Parco del Centro Pascoli e dall'antistante piazza Santa Maria Elisabetta, meta di turisti e punto di partenza di un percorso ciclopedonale. La piazza, con la sua bella chiesa del 1700 dedicata a Santa Maria Elisabetta, si affaccia sulla laguna. Il bassorilievo di Remigio Barbaro, con il leone di San Marco, e un paesaggio lagunare sembrano invitare gli ospiti e i passanti ad affacciarsi dalla terrazza panoramica per ammirare questo paesaggio. La nostra passeggiata proseguirà dalla piazza per raggiungere infine la vicina sede della Remiera. Sarà possibile raggiungerla a piedi, percorrendo la pista ciclabile, oppure salendo in barca in una delle caorline condotte dai giovani recatanti della Remiera Cavallino. Eccoci qua. Allora, parleremo dopo di altre passeggiate. Adesso io passerei invece al primo intervento che abbiamo sentito, Patrizio De Ventura con Livio Vianello, che ci parlano della bibliografia dedicata invece a questo tema. Allora passiamo con il collegamento. Eccoci con Patrizio De Ventura, bibliotecario di Agordo, benvenuto. Patrizio De Ventura è uno degli artefici della bibliografia dedicata alla neve, che è uno dei temi della maratona di lettura di quest'anno. Allora, intanto complimenti per la bibliografia, che è molto ricca, molto articolata e permette veramente di fare degli slalom intorno al tema. Una bibliografia così ricca potresti millantare che è farina solo del tuo sacco, ma credo che tu abbia dei validi collaboratori. Chi sono? Anzi. Beh, la bibliografia è un lavoro partecipato, visto che giustamente è stato chiesto alle biblioteche bellunesi, al Servizio Provinciale di Biblioteche, di stilare questa bibliografia. Manuela Francescon, che è la coordinatrice a livello provinciale, ha contattato alcuni bibliotecari, insomma, quindi oltre a me la collega di Santo Stefano di Cadore Comelico Superiore, Beatrice, la bibliotecaria di Calalzo, Giulia, la di Longarone, Francesca Rocchi, di Sospirolo, Laura, e come biblioteche civiche, poi 2 biblioteche specialistiche, la biblioteca della Fondazione Angelini di Belluno e del Museo Etnografico di Serravella, che l'abbiamo divisa in più settori. Primo è una Suggestioni di neve, che parla un po' di tutti quei romanzi che hanno un po' la neve come contorno, come anche protagonista. Abbiamo dato un settore particolare a tutti quei libri, quei gialli che vanno un po' anche di moda in questi anni, quelli di ambientazione nordica, svedese, norvegese, islandese, che piacciono tanto nelle biblioteche e vanno molto, molto in prestito. Il primo, che lo ricordo, che magari l'abbiamo letto un po' tutti qualche anno fa, è Il senso di Smilla per la neve, che un po' è anche il colpevole di quel detto che gli Inuit hanno 40 modi per chiamare la neve, modi diversi per chiamare la neve. Poi abbiamo un bel numero di libri per ragazze, che li divisi per fasce d'età. I primi libri per ragazzi, eccetera.
saggistica, perché comunque la neve è anche oggetto di studio, ricerca, di interesse, soprattutto anche per il cambiamento climatico, e anche un piccolo citazione per la poesia e altri. Hai citato il cambiamento climatico, visto che tu sei bibliotecario ad Agordo e abiti lì in zona, la neve in montagna si vede ancora? Tra le attrezzature delle biblioteche bellunesi c'è anche la pala da neve per pulire i marciapiedi, insomma, quindi per fortuna la neve la vediamo e fa parte ancora del nostro quotidiano nell'inverno, quindi a volte non arrivo in biblioteca perché è nevicato, a volte, appunto, come dicevo, devo star lì a pulire il marciapiede. Con gli utenti parlo di quanta neve ha fatto la notte prima o quanto il comune deve ancora pulire i marciapiedi dalla neve, insomma. Quindi è ancora un elemento abbastanza usuale, per fortuna, anche del lavoro di bibliotecario. Qualche libro che ti ha colpito? Inizio da un libro per ragazzi, giovani adulti, che è in bibliografia, Indian Creek di Peter Fromm. È un romanzo di formazione. La neve entra nel romanzo perché il giovane protagonista ha un primo lavoro, una prima esperienza lavorativa sulle montagne rocciose in un periodo invernale. Deve fare il guardiano a 2 milioni e mezzo di uova di salmone. Ho scelto così un racconto da Marco Valdo, dalle stagioni in città, e il buon Marco Valdo, in uno proprio dei primi racconti, si ritrova con la neve in città, la città smarrita nella neve. Come tutti gli episodi di Marco Valdo, è molto divertente e si fa leggere benissimo. Il terzo libro, un libro più recente, è Nevario di Sara Zambello e Susi Zanella, un libro che noi abbiamo indicato in bibliografia per bambini insomma, di 8, 9, 10 anni. In realtà è un libro che parla sì, di tutte le forme della neve e quindi spiega in maniera semplice e però comunque competente e approfondita tutti gli aspetti della neve, quindi dai cristalli di neve alla neve al suolo, cos'è la neve, come si forma. I libri di divulgazione scientifica, diciamo, a volte non li prendiamo abbastanza spesso in considerazione, ma sono molto amati dai ragazzi e a volte offrono anche delle chiavi di lettura per noi adulti per entrare negli argomenti. Bene, allora io rimanderei poi alla bibliografia per chi vuole approfondire avvicinandosi a ottobre, quindi alla maratona di lettura. Ringrazio Patrizio Di Ventura e le sue collaboratrici bibliotecarie e il servizio provinciale bibliotecario di Belluno, e buona maratona e buone letture. Grazie. Grazie, ciao a tutti. Ciao. Con Patrizio De Ventura, che ringrazio, e anche le biblioteche bellunesi, siamo entrati nella bibliografia della neve. Rimando veramente al sito ilvenetolegge.it, perché la bibliografia, come tutte anche le altre, ma questa sulla neve è veramente molto articolata e molto interessante. Allora restiamo nella neve e facciamo un piccolo approfondimento con Roberta Favia, che è un'esperta di letteratura per bambini e ragazzi, e quindi vediamo come la letteratura per ragazzi ha affrontato il tema della neve, o come la neve entra nella letteratura per ragazzi.
diamo il benvenuto a Roberta Favia, specializzata in letteratura per l'infanzia e l'adolescenza. È già stata nostra ospite a un precedente magazine, ma l'abbiamo richiamata con piacere. Buongiorno Roberta e grazie per essere qui con noi. Buongiorno Resto e grazie a te per avermi rivoluto in questo bel contesto. Bene, allora partiamo subito con l'argomento della nostra conversazione, che è la neve, che è il tema principale della maratona di lettura di quest'anno 2025, il Veneto Legge. Allora, la neve che così, almeno da bambini, così ci crea tanto stupore, specialmente se abitiamo in luoghi poco consoni a questo evento, viene anche utilizzata, rappresentata in questi contesti di letteratura, no? Quali sono gli elementi, secondo te, le qualità, le condizioni ambientali, le suggestioni, il potere evocativo o realistico immaginario di questo elemento nei libri che poi tu conosci così bene? Allora, la neve, ma in generale il contesto, farei una premessa, cioè il contesto in cui una narrazione viene collocata non è mai un contesto neutro, ovvero non è mai, come dire, motivo neutro all'interno della narrazione. Se un autore o un'autrice sceglie di ambientare la propria storia in un contesto invernale, estivo, di mare, di montagna, di lago, sotto la grandine, insomma, non è mai un elemento neutro e al di là, come dire, della ricerca, se vuoi, tematica, per cui la stagionalità o altre cose, in realtà quell'elemento d'ambiente, se vuoi anche meteorologico, porta con sé, come posso dire, porta con sé un valore di personaggio intrinseco della narrazione. La neve poi in particolare ha sicuramente due elementi, che sono l'attutire i suoni e quindi il creare un sistema sonoro particolare, perché in quasi tutte le grandi narrazioni che hanno la neve ritorna questa cosa, cioè l'attutire il suono, il far sentire un contesto che al tempo stesso è morbido ed è freddo. Quindi mette questi tre elementi. La morbidezza che però va un po', come dire, a cozzare con il gelo, perché il gelo è qualcosa che ci dà della rigidità. Lo usiamo anche parlando, no? La metafora che utilizziamo, la sinestesia che utilizziamo è, per esempio, si dice un inverno rigido, no? Mettendo insieme due parole che sono diverse. Quindi il freddo ci dà della rigidità, ma la neve dà della morbidezza e questo già crea un clima particolare in cui noi siamo inseriti. Ehm, e in più c'è questo elemento dell'attutimento sonoro che secondo me è molto forte. Se io immagino, per esempio, un inseguimento sulla neve, e ciò avrà elementi, forme, sonorità e anche il bloccare quanto veloce puoi correre, che non solo legano quello che sta succedendo nella narrazione, ma se sono costruiti bene e, se noi, e quindi sospendiamo l'incredulità, noi ci sentiamo invischiati in quella situazione e la scrittura di conseguenza dovrebbe riportare quel tipo di rallentamento, invischiamento o a seconda del tipo di contesto, naturalmente altre sensazioni, ma insomma l'idea è questa, che a seconda della condizione in cui ci troviamo, la scrittura recepisce, reagisce e informa, nel senso di dà forma. Qualche tempo fa, per esempio, durante un gruppo di lettura su Gary Paulsen, ragionavamo su Vento del Nord, dove il personaggio è sempre in acqua, nell'oceano artico, nel mare artico che pagaia, e ragionavamo su come il fluire della scrittura, quindi non il contenuto, ma la forma della scrittura, desse la sensazione della pagaiata lenta. Cioè, quanto veloce puoi andare sull'acqua? Non vai veloce sull'acqua. Puoi avere il motore, per carità, andare più veloce che a remi o a pagaia, ma comunque hai un tipo di attrito che la scrittura deve riuscire a rendere. E per la neve è la stessa cosa, cioè la scrittura si deve adeguare
Altrimenti, voglio dire, è uno sprovveduto uno scrittore che sceglie quel tipo di contesto e non adegua la scrittura, no? È diverso. Se io sto sull'asfalto e corro, è diverso che se sto sulla neve. Sì, è molto interessante questa intreccio di cose di cui hai parlato e soprattutto hai parlato di sonoro Sì. in un ambiente dei libri che in sé da soli non parlano, no, non suonano e invece è un aspetto molto importante, no, della scrittura, dell'espressione. È un aspetto fondamentale che tendiamo a dimenticare, e che però invece prende, per esempio, nella scrittura, scusate, nella lettura solitaria, quindi individuale, quando noi sospendiamo l'incredulità e quindi entriamo dentro la narrazione, noi abbiamo un paesaggio sonoro decisamente importante. Pensiamo anche ai senza parole che sprigionano una quantità di sonorità che non ha bisogno delle parole perché la senti dentro, ok? Poi c'è qualcuno che fa anche le letture, tra virgolette, sonore perché riesce a riprodurre i suoni, d'accordo, però quella è un'altra cosa. Se penso però, ehm, oggi ha nevicato, non mi ricordo l'albo di Topi Pittori, adesso vi dico il titolo esatto, che è un albo fotografico, tutto sulla neve, l'andata a scuola di un bambino, da casa a scuola, tutto sulla neve, senti un attutimento, è proprio, è sicuramente diverso. Ecco, se non ci torna subito questo tipo di riflessione, però potremmo provare a fare un gioco, cioè astrarci e quella stessa narrazione immaginarla con 45 gradi, sotto la pioggia, durante l'autunno con il tappeto di foglie per terra. Sarebbe diverso l'effetto, totalmente diverso. Il confronto immaginifico ci può aiutare a renderci conto che effettivamente quello che sta succedendo in quel contesto con quell'elemento è voluto. Se voglio, se sono in un contesto, come dire, di analisi critica di un certo tipo, anche giocoso con i bambini e i ragazzi, posso domandarmi perché? Perché? Cioè, perché Tolstoi li ha messi tutti sotto la neve? Ok. Perché le narrazioni resistenziali sono tanto sotto la neve? Che cosa comporta? Cosa sento? Questo potrebbe essere un elemento interessante da ragionare perché implica una scelta a monte dell'autore, che non è che tira il dado e dice in quale stagione lo metto o con quale clima o condizione meteorologica. Una narrazione, per esempio, penso a Blade Runner, no? In cui piove sempre, ragazzi, cioè ti mette in un clima emotivo mostruoso. O penso anche a L'estate che sciolse ogni cosa, libro magnifico, dove non si scende mai sotto i 40 gradi e si scioglie persino l'asfalto. La scelta, dell'ambientazione climatica e meteorologica diventa assolutamente centrale come personaggio portante, mi viene da dire quasi al pari delle creature poi umane o non umane che si muovono all'interno della narrazione. Sicuramente. Senti, un altro aspetto di questo evento è il colore, no? Sì, Che annienta praticamente gran parte dei colori che normalmente si vedono. mi viene in mente un romanzo ambientato, eh, adesso vi dico il titolo, mi sta sfuggendo, però dove questo elemento della vista è molto forte perché ti stanca tantissimo vedere un panorama tutto uguale. Per esempio, la neve, ecco, anche in questo è molto diverso se la neve è per terra, per esempio, cioè in montagna o in pianura, è diverso. Perché per esempio la montagna permette di riuscire a individuare dei punti di riferimento, come dire, ti dà una spazialità. La montagna riesce a darti la profondità comunque, perché ha un movimento del suolo per cui è vero che è tutto bianco, ma tu hai la profondità. Ma se sei in un contesto innevato piatto, come per esempio sui ghiacci, e non ce l'hai quell'elemento, per cui il fatto di non riuscire a gestire lo spazio nella profondità crea anche un problema dal punto di vista temporale.
per esempio, adesso faccio mente locale, vi dico esattamente il titolo del romanzo a cui sto pensando, ma c'è un problema di circolarità, cioè a un certo punto perdi la dimensione spazio-temporale, non lo sai se stai girando attorno, se stai andando nel verso dritto, perché non hai punti di riferimento nel bianco. Sì, e quindi abbiamo toccato diversi punti, cioè lo spazio, il tempo, i suoni, la percezione diversa degli ambienti, no? E quindi la neve in questo caso diventa proprio, come dici tu, elemento essenziale alla narrazione, no? Stai cercando qualcosa. Sto cercando il titolo esatto Mm. di questo libro, perché ve lo devo dare, infatti è il libro di Alberto Manzi, Il lungo viaggio di Einar. Mi ricordavo il nome del personaggio Einar, ma non volevo spararlo così. È edito dal Gallucci, è uscito l'anno scorso. Mm. È un libro vecchio, ma che è stato riedito l'anno scorso. Allora, io direi che abbiamo fatto una bellissima passeggiata così in questo in vari ambienti innevati con la... Un po' freddina, che tutto sommato con l'estate ci sta Sì, bene. però magari ecco così pensando all'estate che sta finendo, cioè, ci introduce all'inverno e io direi che possiamo concludere qui la nostra conversazione. Grazie Roberta Favia e grazie Grazie a te. e alla prossima allora occasione. Volentieri. È sempre un piacere approfondire anche con Roberta Favia, con le sue osservazioni puntuali e pertinenti, stavolta declinate ai libri che parlano di neve. Ma siccome manca ancora un po' di tempo perché la neve arrivi, come abbiamo visto, quest'anno ci prendiamo il tempo per fare qualche passeggiata, passeggiata leggendo. Sabato prossimo saremo in contemporanea al mare, Cavallino Treporti, e in montagna, Borgo Valbelluna, ma nel corso del mese andremo anche in altri posti, ad esempio Valdagno, Bussolengo e Monselice. Nel cuore di Monselice, davanti alla biblioteca comunale, ha inizio un viaggio unico. Salendo lungo la via del santuario, la storia e la natura accompagnano i nostri passi. Il colle della Rocca si svela poco a poco e la città si lascia osservare dall'alto. Dal belvedere lo sguardo si perde nella vallata, mentre le pagine di un libro diventano compagne di silenzio e di meraviglia. Arrivati all'Esedra, tra statue antiche e scalinate seicentesche, la parola scritta trova nuova vita, condivisa in un'esperienza unica. Poi il ritorno in biblioteca, uno spazio familiare che si trasforma in un luogo di incontro e di lettura condivisa. Ancora insieme per celebrare libri, comunità e bellezza. Anche quest'anno la Biblioteca Civica Villa Valle di Valdagno partecipa alla maratona di lettura del Veneto Legge. Il nostro Silent Reading Walk Impatti si terrà sabato 13 settembre con partenza proprio da qui, dalla biblioteca, alle ore 9:30. Faremo un giro ad Anello, nella Valdagno storica, seguendo le orme di Arturo Zanuso, che è un autore valdagnese poco conosciuto dai suoi stessi concittadini.
Arturo Zanuso e la sua strada delle piccole Dolomiti è anche oggetto di una maratona di scrittura partita ancora a febbraio, in cui abbiamo invitato i nostri valdagnesi a trascrivere a mano, in corsivo, tutto il libro di Arturo Zanuso, che sarà appunto oggetto della nostra passeggiata. Quindi vi aspettiamo sabato 13 settembre alle ore 9:30 con partenza dalla biblioteca, non mancate. Vi aspettiamo venerdì 19 settembre alle ore 17:30 qui davanti alla biblioteca Luigi Motta di Bussolengo per il primo Biking Reading Party della biblioteca organizzato insieme ai Veneto Ranger. Partiremo da qui e andremo fino al Bici Grill di San Vito al Mantico, dove ci saranno delle letture ad alta voce e un momento anche per le letture personali. In quel nuovo spazio ci sarà anche la possibilità di fare un aperitivo tutti assieme. Poi torneremo attorno alle 19:30 e per chi vorrà si potrà fermare anche agli stand gastronomici del Proloco all'interno della festa delle associazioni. Vi preghiamo, se vorrete venire, di mandarci una mail con la vostra prenotazione a biblioteca@bussolengo.br.it. Vi aspettiamo numerosi per questa bella iniziativa tra lettura e natura. Ciao! Beh, quest'anno spaziamo con passeggiate a piedi e in bicicletta per tutto il Veneto, quindi invitiamo naturalmente chi è in zona delle passeggiate, ma anche chi volesse fare un tour del Veneto ciclopedonale e letterario, naturalmente. Recuperate la locandina e seguiteci. Ma adesso è arrivato il momento che tutti attendono. Ma Oreste voleva dire una cosa, forse? Sì? Come? No. No, hai parlato di locandina, allora ero Sì, pronto. no, è il momento che tutti attendono, perché è il momento della locandiera. Vai col primo atto, Oreste. Allora, locandina, come al solito, facciamo una breve escursione tra vari e diversi eventi che succederanno qui in regione. Iniziamo dalla A, gli altri non saranno in ordine alfabetico, ma insomma a Padova, autori in città. Dall'11 al 14 settembre ci sarà questo festival della narrazione, dell'illustrazione della narrazione. Il programma è molto vasto, prevede mostre personali e collettive di illustratori, incontri con gli autori e con gli artisti, dei focus sulla scuola con panel, workshop esperienziali, seminari, incontri, workshop per adulti e laboratori per ragazzi e bambini, e poi questa sezione intrecci che vede la collaborazione con l'Università di Padova con questo filo conduttore, la letteratura per l'infanzia e la botanica, con seminario introduttivo e 5 laboratori pubblici rivolti sia ai bambini che agli adulti, insegnanti e educatori, appuntamenti nelle librerie della città naturalmente, con talk con autori, giornalisti, illustratori e divulgatori culturali, eventi speciali in piazza e in altri luoghi della città, laboratori, l'abbiamo già detto, letture ad alta voce, e i luoghi saranno diversi in città, un festival diffuso all'interno della città di Padova. Allora, dall'11 al 14 settembre, l'immagine che state vedendo è di Risciolli Rosazza, e per tutti gli aggiornamenti c'è un sito proprio Autori in Città, con 2 i, autoriincittà.it. Passiamo alla locandina numero 2, che si sposta un po' dall'ambiente dei libri, ma resta sempre una cosa così di approfondimento interessante, perché è una settimana da scienziati ad Arzignano, in provincia di Vicenza. Sono 5 pomeriggi con gli educatori di biosfera per scoprire il mondo che ci circonda. Allora, Charles Darwin, Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, Marie Curie, Ada Lovelace, che è la pioniera del coding e dell'informatica.
1, 2, 3, 4, 5 settembre, pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30. C'è un costo di partecipazione, ovviamente una prenotazione, rivolgersi alla biblioteca di Arzignano in provincia di Vicenza. Discorsi da bar. E qui siamo tornati in montagna, la biblioteca di San Gregorio nelle Alpi vuole uscire dai suoi luoghi soliti e vi invita a una rassegna di incontri su montagne, società e attualità, in un luogo luogo proprio classico della socialità, che è il bar. Si chiama proprio Discorsi da bar, è già cominciato, vedete, il 31 luglio, 7 agosto, il prossimo è il 12 settembre. Potete anche bere qualcosa mentre ascoltate in un'atmosfera rilassata e conviviale. Allora, dai discorsi da bar invece passiamo alla Notte Bianca delle Biblioteche. 15ª edizione, 70 appuntamenti, 47 biblioteche, 37 comuni polesani coinvolti in questa iniziativa, che è un'iniziativa che è promossa dalla provincia di Rovigo con i comuni e le biblioteche aderenti al sistema bibliotecario provinciale, sostenuta dalla Regione Veneto e dalla Fondazione Cariplo. Naturalmente qui il programma è impossibile da mettere a fuoco. Vedete, qui ci sono solo l'elenco delle biblioteche, però rivolgendosi al servizio biblioteca provinciale di Rovigo potete avere tutte le informazioni e tutte le biblioteche stanno esponendo i loro programmi, quindi è facile da capire cosa sta succedendo. I temi di questa edizione si collegano a quelli della maratona di lettura e quindi ci saranno eventi dedicati agli autori veneti, alla neve, a Giacomo Casanova, Salieri, Cibotto e Ongaro. Come dicevo, informazioni presso il servizio provinciale del bibliotecario della provincia di Rovigo. Da una situazione molto grande a una situazione molto piccola ma molto attiva, il comune di Pozzonovo in provincia di Padova. Anche quest'anno hanno ricevuto il contributo regionale previsto dalla legge LR 17 del 2019, riservato ai comuni sotto i 5.000 abitanti. E quindi ecco che quest'anno il progetto si chiama Letture che suonano, storie che uniscono, che si collega anche questo al tema Salieri, la musica, i suoni, le parole della maratona, no? E quindi vedete qui c'è un programma anche qui abbastanza ricco, molto anche diversificato, che vuole andare a indagare questo rapporto tra i suoni e le parole. A Pozzonovo, in provincia di Padova, informazioni presso la biblioteca. Allora, andiamo numero 6. Numero 6 è un invito dell'AIB, l'Associazione Italiana Biblioteche, a partecipare al Biblio Pride. Naturalmente è un invito rivolto ai bibliotecari, ma anche gli utenti possono andare in biblioteca a dire perché non partecipiamo al Biblio Pride. Si svolgerà tra il 22 e il 28 settembre e c'è un modulo per registrare l'iniziativa e si trova all'interno del sito dell'AIB, aib.it, e dopo si cerca eventi e Biblio Pride 2025, che ha come tema quest'anno biblioteche, presidio di democrazia e libertà. Bene, passiamo al prossimo, che invece torniamo in provincia di Belluno. Tra il 6 e il 14 sarà uno di queste sezioni di questa più grande iniziativa che si chiama Liberi, la biblioteca aperta. Allora, a ottobre del 24 il tema era il bosco, a febbraio 25 il tema era il corpo, e questa volta invece si va molto lontano, perché la rassegna esplorerà in lungo e in largo Marte, il pianeta rosso, simbolicamente attraverso i libri e una serie di eventi tra loro collegati e molto variegati si terranno in città e in particolare in Palazzo Crepadona.
Il programma è scaricabile in un sito che è impronunciabile, ma comunque se voi andate su eventbrite.com e poi seguite questa library, la biblioteca è aperta, trovate tutto. Vedete qui c'è la locandina con il programma, anche qui molto variegato e con diverse personalità che intervengono, ognuno a modo suo. Allora, eventbrite.com per avere tutto il programma, oppure nella biblioteca civica di Belluno. Dalle montagne seguiamo il corso dei fiumi e arriviamo a San Donà di Piave per questa 11ª edizione del Fiume Festival. Storie è il titolo principale. È una serie di eventi che si svolgerà in 4 luoghi diversi di San Donà: la Piazza Indipendenza, Piave Vecchia a Casia Nuova, la Golena del Piave e il MUB, il Museo della Bonifica. Vedete 3, 4, 5, 6, 7 settembre, informazioni o presso i musei civici sandonatesi, la biblioteca civica, oppure presso il MUB. Bene, allora io andrei al numero 9, che invece torniamo a Thiene, in provincia di Vicenza, e si parla di fumetti. In questa occasione, lunedì 8 settembre alle ore 21 ci sarà questo Universo Piccinino, una narrazione per immagine, l'apertura di una mostra appunto di questo Giuliano Piccinino, questo fumettista. Ci sarà l'inaugurazione e una conversazione che l'autore parlerà con Marco Munaretto di Breganze Comics. La mostra è visitabile fino al 21 settembre. È stata realizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Thiene e BCC Veneta. Ecco, per gli appassionati di fumetto è una buona occasione. In più non è l'unico momento dedicato a questo tema, ma a Thiene ci sono varie iniziative. Poi 10, ultimo, torniamo in provincia di Treviso, esattamente a Vittorio Veneto, presso il Palazzo Minucci di Serravalle. Ci sarà il giovedì, oggi alle 18:30, la presentazione di un libro con l'autore Andrea Mella, organizzato dalla libreria Viale e con il patrocinio del Comune di Vittorio Veneto. Con questo libro chiudiamo questa sezione della locandina e riprendiamo adesso, ci riprendiamo anche noi più ampiamente, ecco così. Riprendiamo invece gli interventi e andiamo a sentire cosa ci dice un insegnante di scuola primaria di Ponte nelle Alpi a proposito di queste iniziative, la lettura a scuola e altre cose. Eccoci con Lucia Santin, che è un insegnante della scuola primaria di Ponte nelle Alpi. Grazie Lucia per aver accettato il nostro invito. Di nulla, grazie a voi. Allora, Lucia, tu sei un insegnante, possiamo dirlo, di lungo corso, hai incontrato generazioni di bambini. Quest'anno, come ogni settembre, si riparte. Dopo tanti anni si riesce ancora a partire con entusiasmo? Io credo proprio di sì. Chiaramente in questo lungo corso ho assistito a tanti cambiamenti della scuola, così come tutti i miei colleghi, e quindi non è sempre facile mantenere l'entusiasmo, la voglia di proporre quello in cui si crede, perché comunque siamo chiamati a rispondere a una normativa, a stare in certi vincoli, ma per quanto mi riguarda la mia esperienza è sempre stata proprio quella, riuscire a tenermi in equilibrio fra quello che devo fare come dovere istituzionale e quello in cui credo fermamente e che è quello che mi dà appunto la voglia di mettermi in gioco ogni settembre, di avere idee nuove, di proporre ai bambini, che pure cambiano perché cambiano le classi e cambiano perché è verità che cambiano alcune caratteristiche dei bambini nel tempo, e quindi anche adattarmi a loro. Bene, allora senti,
la scuola rimane il luogo della lettura, dove si apprende strumentalmente. Naturalmente i bambini arrivano dalla scuola dell'infanzia, dove hanno già fatto un percorso, nati per leggere, ha in qualche maniera spianato la strada. Nei tuoi percorsi, come hai trovato il tempo per leggere in classe? Mi ripeto un po' credendoci, cioè sono talmente convinta che la lettura in assoluto, in generale, la lettura individuale dei bambini, man mano che apprendono la tecnica, ma anche e soprattutto la lettura dell'insegnante, la lettura a voce alta dell'insegnante, sono talmente convinta della sua valenza che io il tempo l'ho sempre trovato. Ci sono dei libri che sono stati grimaldello? Guarda, dovrei andare appunto a rivedere un po' nel tempo, ma andando un po' a ritroso, in quest'ultimo anno abbiamo letto Il Maestro Nuovo ed è stata un'esperienza straordinaria con i bambini, proprio per tutto quello che ha messo in moto nel tempo, perché ci ha preso diverso tempo, non è un libro breve e questo sicuramente è stato uno per ragazzini di quinta. È un libro in cui si sono molto identificati perché è un narratore corale, il maestro sì, non è uno, è il protagonista, ma parlano i bambini, quindi ognuno di loro si è identificato ed è stato assolutamente vincente. Più indietro, Lupo Sabbioso, ad esempio, che ci ha permesso riflessioni filosofiche, diciamo così, di bambini in terza, l'abbiamo letto in terza. Matilde, la classica Matilde che si è entusiasmato più di una volta. Ecco, questi senz'altro. Lo straordinario viaggio di Edward Tulane, anche questo. Insomma, ce ne sarebbero sicuramente altri, adesso questi sono i più recenti. Ecco. E ho sempre cercato, per tornare al tema del tempo, di istituire delle routine. Ma, come dire, mi è venuto facile perché dopo poco i bambini l'attendono il momento della lettura, no? Ed è veramente un momento prezioso. Quindi quasi sempre, salvo vincoli esterni, alla mattina, appena entrati, subito dopo l'appello e brevissime formalità, noi ci sediamo in cerchio e dedichiamo questo momento alla lettura. Quindi questo è una delle strategie, secondo me, per trovarlo il tempo. Ecco, poi si mette in moto tutto il resto. Ecco. A volte ho avuto anche la fortuna, insomma, di costruire questo tipo di rapporto e di condividere la convinzione che fosse un tempo importante, che aggiungerei è un tempo assolutamente dedicato e anche uno spazio, secondo me è importante, uno spazio e un tempo in cui i bambini sanno che siamo lì, per quello io scrivo fuori non disturbare, perché è proprio un momento riservato e però è un tempo che viene restituito, perché ormai mi sento di dirlo proprio dall'esperienza, tutto quello che si attiva in questi momenti quotidiani, anche pianino, anche con calma, anche quando sembra che magari ci sia un po' di stagnazione o che non tutti seguano, in realtà mette in moto proprio quello che a mio vedere è una comunità di lettori e quindi vabbè, la curiosità, l'attesa, l'ascolto, l'attenzione, ci sono veramente, non vola una mosca, ma poi escono le riflessioni, le connessioni e tutto questo tutto quello che poi a distanza di tempo torna in tantissime attività più strutturate, no? Più classiche, la comprensione del testo, la produzione, l'uso del lessico, quindi ecco. Io cerco adesso forse una piccola conferma da te. La lettura continua ad avere la lettura a viva voce nella relazione, continua ad avere ancora quella forza anche contro o no, accanto ai dispositivi che hanno un appeal più immediato? Secondo me assolutamente sì.
Ecco, mi ricollego a quello che ho detto prima, ma certamente anch'io ho assistito al cambiamento nei bambini. È vero, è verissimo che hanno tempi di attenzione minori, che sono forse meno pronti all'ascolto, tutto passa attraverso il canale visivo, ma forse proprio per questo noi dobbiamo continuare a offrire questa alternativa e comunque li si educa. Il mio è un bilancio positivo, nel senso che ho visto quasi tutti progredire in questo, alcuni con risultati anche oltre le aspettative. Voi partecipate sempre alla maratona di lettura? Noi partecipiamo sempre, stiamo già progettando, anzi abbiamo già cominciato a giugno a progettare gli eventi per quest'anno, anche in collaborazione con la nostra vicina biblioteca comunale, e quindi anche quest'anno spero che faremo qualcosa di carino. Perfetto, e allora buon anno scolastico, buona Grazie. maratona e un saluto ai bambini. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Rieccoci. Ci sembrava un bel augurio da fare, intercettare anche gli insegnanti che poi naturalmente sono in prima linea non solo nella promozione, ma nell'avviare il processo di lettura con i bambini. Ringrazio Lucia Santina anche per l'ultimissima parte dell'intervista, in cui ci dice appunto che inizia a progettare già da giugno, no? la maratona di lettura, le letture da fare per la maratona. Uno degli intenti della maratona è quello di porsi come un progetto estivo di promozione della lettura. Quindi quest'anno, altri anni non siamo riusciti, ma quest'anno siamo arrivati puntuali a fine maggio con le bibliografie, quindi volevamo lasciare il tempo appunto anche agli insegnanti, il tempo di giugno, che è un tempo meno pressante, meno impegnativo dal punto di vista scolastico, per programmare anche le letture estive e quindi avviarsi alla maratona. Allora stiamo sempre nel bellunese, perché il 20 di settembre al Museo di Serravella organizziamo questo incontro dal titolo L'incredibile storia della neve, e sentiamo Oreste Savadin che dialoga con Elena Turro. Il Veneto legge. Diamo il benvenuto a Elena Turro da Ceso Maggiore, dove si trova il Museo Etnografico delle Dolomiti e la biblioteca di Ceso Maggiore. Siamo qui con lei perché parleremo di un incontro che si svolge il 20 settembre proprio lì nel museo. Allora, grazie Elena Turro, benvenuta di nuovo. Qual è il titolo di questo incontro? Allora, l'incontro, che si terrà sabato 20 settembre, ha come titolo L'incredibile storia della neve, ed è un insieme di attività che vengono fatte proprio a supporto in realtà della bibliografia poi che è stata creata su questo argomento, e appunto serve un po' a raccogliere in un unico contenitore tutti questi piccoli spot che riguardano appunto il tema di quest'anno della maratona di lettura, uno dei temi di quest'anno della maratona di lettura. Certo, che è la neve, no? Ricordiamo, hai fatto sottolineare della bibliografia che si trova nel sito www.ilvenetolegge.it, è stata curata proprio dalle biblioteche bellunesi. Allora, ci saranno degli eventi durante questo pomeriggio. Cominciamo alle ore 15 con... Come la neve. È un laboratorio di scrittura a cura del Portolano, e abbiamo pensato di organizzare anche questo perché non fosse solo un incontro, diciamo, dove uno parla e gli altri ascoltano, ma ci fosse anche la possibilità di sperimentare un po' qualcosa di diverso, e quindi per alcuni, chi vorrà, cominciare magari a mettere su carta
delle idee partendo appunto dalla neve come spunto, neve che per noi bellunesi è sempre una sorta di amore e odio, quindi ecco, sarà l'occasione per vedere che cosa esce, anche perché proprio diciamo si può spaziare dalle storie personali ai racconti a qualsiasi cosa. Bisogna avere uno strumento per raccontare questa neve che ormai sta sparendo per noi. E alla fine del laboratorio ci sarà invece una conversazione con due persone, uno scrittore e una geografa. Chi sono questi personaggi? Allora, uno è Alberto Grandi, che siamo ben felici di ospitare ha scritto un volume interessante, L'incredibile storia della neve e della sua scomparsa, con un sottotitolo che spiega un po' il volume, che è Dalle civiltà mesopotamiche al frigorifero, dai cocktail all'emergenza climatica. Ed è proprio una specie di salto nel tempo che va a individuare il legame fra uomo, neve e ghiaccio. E ovviamente noi siamo felici di sentirlo dalla viva voce dell'autore. E fianco a lui ci sarà Sara Lucchetta, una geografa che ha scritto molto su Rigoni Stern, che amava molto la neve, e quindi sarà un'occasione proprio di confronto fra quello che è lo spazio letterario, proprio con la letteratura immaginata magari, e un saggio sullo stesso argomento. Sicuramente usciranno delle cose molto interessanti. Certo, diversi modi, no, di intendere, Di interpretare. questo elemento naturale, no? E Dulcis in Fundo invece abbiamo una sorpresa, perché non a caso nel bellunese ci sarà questa proposta. Esatto, la provincia di Belluno, soprattutto l'area zoldana, è legata alla storia del gelato, e siamo riusciti ad ospiteremo i gelatieri zoldani che ci mostreranno come facevano il gelato prima dell'evento del congelatore del frigorifero. Ecco, è un modo per vedere applicato dal vero quello che il libro racconta, cioè il grande bisogno di ghiaccio e di neve per produrre alimenti, che ha caratterizzato, diciamo, l'età moderna e una parte di quella contemporanea. Certo, l'incontro si svolgerà proprio al Museo Etnografico delle Dolomiti, no? Esatto. E in chiusura, vuoi raccontarci cosa fa questo museo e quali sono le sue caratteristiche principali? È un museo etnografico, in realtà è nato così, caratterizzato da tante stanze che vanno a ricostruire un po' la storia degli usi e costumi diciamo, della provincia di Belluno. Vi chiedo anche di passare a visitarlo magari alla prima occasione. All'interno però ha anche una biblioteca che è specializzata su diciamo così, l'etnografia, grosso modo, e comunque sulla storia locale, dedicata a questo, in cui è conservato anche però il fondo di Migliorini, il geografo, una parte del fondo, comprese tutta una serie di fotografie degli anni della prima metà del Novecento, che riguarda l'architettura tradizionale, e quelle le trovate ad esempio anche visibili negli OPAC delle biblioteche, catalogate. Sono anche interessanti da vedere perché per fare confronti prima e dopo. Quindi saremo ben lieti di ospitarvi a vedere. Ultima domanda, state preparando una mostra particolare che aprirà in quest'anno? Sì, sempre nell'ottica della neve, dello scivolare, c'è una mostra che aprirà, credo, con l'inizio dell'anno. Adesso la data esatta non te la so dire, quindi state collegati, come si dice sempre. E riguarda appunto l'uso soprattutto al museo, sarà dedicata proprio all'uso delle slitte sotto tutti i punti di vista, quindi sia le slitte da lavoro che le slitte, diciamo così, di svago. E sarà una mostra con oggetti e fotografie, quindi sempre nell'ottica dell'analizzare la neve in tutte le sue forme e usi.
Benissimo, grazie per tutte queste informazioni. Ci vediamo al 20 settembre, sabato, al Museo Etnografico della Dolomitica per questo interessante incontro e alla prossima e a presto, anzi, con Elena Turro. Grazie a voi. Eccoci qua. Allora, abbiamo sentito tutte queste informazioni, no? Quindi speriamo di vedervi numerosi al Museo Etnografico Dolomiti il 20 settembre e da lassù andiamo di nuovo verso il mare. Adesso sentiamo un intervento di una dirigente scolastica, Simona Darè, dell'Istituto Calvino di Jesolo, e sentiamo come ci introduce e ci lancia verso le letture della maratona di lettura. Eccoci con Simona Darè, dirigente dell'Istituto Comprensivo Calvino di Jesolo, che ringrazio veramente tantissimo per essere qui con noi, perché in questi primi giorni di avvio della macchina scolastica so che non è facile trovare il tempo, quindi grazie. Allora, per cominciare, siete pronti? La scuola è pronta per ricominciare? La scuola, come la vita, si costruisce ora dopo ora, per cui siamo pronti a vivere quello che ci prospetta, insomma, ogni giornata, cercando sempre di preservare la passione, il desiderio per quello che facciamo. Lo dicevo anche in collegio ieri, c'è una fatica nella ripartenza, anche nella ripetizione di alcune fasi che per alcune persone, mi rendo conto, sono molto noiose, perché ci ritroviamo a fare tutti gli anni le stesse cose. Qualcuno potrebbe dire che senso ha, però ogni volta, siamo esseri umani, ogni volta le affrontiamo con un nuovo spirito, una nuova consapevolezza, anche magari dei desideri nuovi. Pronti? Non sei insegnante, sei dirigente. Come la lettura può entrare nella testa di un dirigente e poi tradursi anche in un progetto di istituto? Non è facile, perché essere lettori non significa sempre contaminare o contagiare le persone. Allora devo dire che io sono molto grata ai docenti che ho incontrato nella mia carriera, perché capita ancora, è capitato anche quest'estate, insomma, discutendo con alcuni di loro, di trovarsi per una chiacchierata in un momento così anche conviviale, e di dire: cosa stai leggendo? E a me piace molto ascoltare, quando una persona con la sua voce, con le sue pause, instilla la curiosità di una storia, no? Di un personaggio, di un contesto che si costruisce, che in qualche modo ti convince a dire leggimi. Con i ragazzi è più difficile, perché è vero, io non ho un contatto diretto con i ragazzi. Credo però fermamente che la lettura sia una dimensione della vita che ci può regalare molto in riflessione, in compagnia, ecco, in immaginazione, e sono convinta che ci siano tante persone, bravissimi docenti, che insieme possono valorizzare questa cosa. È però difficile per me. Io ho avuto sempre la fortuna di trovare delle persone con qualche idea positiva, e ho cercato di dare loro gli strumenti, l'organizzazione, a volte le risorse, per rendersi forti in questa passione e cercare di contaminare, di coinvolgere anche i colleghi. Bisogna crederci un po' in prima persona. Però per me è anche un dovere morale, cioè leggere a scuola è come respirare, non si può fare a meno. E però, come il respiro nella vita, a volte si respira affannosamente, distrattamente,
e non si hanno i benefici di un respiro lungo che ti fa assaporare anche l'odore dell'aria, di quello che ti circonda e che ti dà un senso di serenità. Io sono molto felice di essere ritornata alla Calvino, dove sono stata studente e anche docente, perché ho trovato un contesto di comunità e anche una collaborazione con la biblioteca comunale che ci permette veramente di aprire anche il mondo della lettura alla comunità, ai genitori, a ciò che sta fuori le quattro mura di un'aula scolastica. Bene, hai voglia di segnalarci un libro? Allora, quest'estate in realtà ho scoperto un autore a partire da Digressione, Gianmarco Griffi. È un libro particolarissimo, anche di un certo spessore, ma leggero, che veramente ti fa desiderare da una parte di arrivare alla fine del percorso e dall'altra però di non abbandonarlo mai. C'è sempre insomma un po' di nostalgia quando si arriva all'ultima pagina e dice allora... si chiama Digressione ed è un romanzo mondo, l'hanno definito, perché intanto c'è una grandissima passione per la parola. Ci sono un sacco di parole poco usate, dimenticate, che lui riscopre e sottolinea proprio per salvarle dall'oblio. E ha anche un bel sito Instagram dove ogni tanto posta insomma alcune delle parole che lui ha scelto. E poi mescola una storia di formazione, realtà e finzione, la storia e il desiderio, tutto nella logica della digressione, che è questo gioco inventato da uno dei protagonisti che porta non una divagazione, cioè a un allontanarsi verso altre storie senza una traccia, ma a riportare in un filo conduttore comune tanti spot, tanti link che ci aprono a curiosità, mondi paralleli, utopie, anche al desiderio di amare. C'è un passaggio che anche l'autore insomma riprende in alcune interviste, in cui il protagonista nella fase adolescenziale si rinchiude in un bagno di una scuola secondaria di secondo grado e legge la frase "perché amare?". E allora lì sente il desiderio di scrivere qualcosa di importante, di serio sull'amore, e c'è tutto un passaggio che vi invito a leggere perché davvero. Di Griffi ho letto anche Ferrovie del Messico, non l'avevo letto nonostante insomma fosse stato segnalato per un premio Strega, ma è un autore che davvero mi ha regalato tanto. Lo ringrazio, non vedrò mai questa intervista, ma è stato insomma il mio autore dell'estate e lo consiglio caldamente. Benissimo, allora ci prendiamo anche questo consiglio di lettura appassionato e quindi più efficace. E allora ti ringrazio, buon anno scolastico, buon inizio d'anno anche con la maratona di lettura. Dai Livio, a tutti voi, buone letture. Grazie. Ciao. Ci ha fatto piacere chiudere questa terza puntata della seconda stagione di Magazine dando spazio alla scuola, la scuola con una dirigente scolastica che veramente ringrazio, perché di questi giorni è difficile trovare il tempo per anche piccolo tempo da dedicare a Magazine in questo caso. La scuola, che è una delle colonne portanti della maratona di lettura, insieme alle biblioteche naturalmente, e sempre, vorrei dire, in collaborazione, cioè biblioteca e scuola all'interno di una comunità sono due pilastri che non solo naturalmente per la lettura, ma mi verrebbe da dire come presidi culturali, presidi di democrazia, stanno sul territorio e noi li intercettiamo attraverso la maratona e siamo veramente loro molto grati. Non vedo Oreste Savadin che vorrà senz'altro salutare, perché ci vediamo, la prossima puntata sarà la prossima puntata il 18 settembre, sempre di giovedì alle 9:30. Avremo modo di esplorare meglio gli ultimi incontri prima del 3 ottobre. Volevo ricordare che nel sito www.ilvenetolegge.it
si possono inserire gli eventi riguardanti la lettura e dintorni. Al momento siamo aggiornato appena adesso a 486 eventi, quindi ci avviciniamo piano piano a un numero consistente di partecipazioni. Sapete che questi numeri così che fanno piacere, che aumentano, ma dietro questi numeri c'è tutta una popolazione di lettori e di lettrici che popolano i vari luoghi addetti alla bisogna, cioè le biblioteche, le scuole, ma anche librerie, case, piazze, scalinate, come avete visto, barche. Quindi niente, io auguro buona lettura a tutti e ci vediamo alla prossima puntata di Magazine. Al 18 allora, puntuali. Sigla.